Buongiorno ragazzi, questa è la terza giornata del nostro on the road. Siamo pronti per andare alla prossima tappa? Vamos! Vamos! Siamo arrivati all'ottava tappa, Las Coloradas, che è una delle saline più grandi del Messico. Tutte le vasche hanno tutta l'acqua rosa. Wow! Wow! Las Coloradas. L'acqua è molto bassa, è circa 40 cm, infatti si vede il fondo che tutto sale, che poi verrà appunto raccolto. La famosa scritta Yucatan, dove si farà anche una bella foto con questa vista spettacolare. Questa è una montagna di sale che appunto viene estratto da qui. Guardate, se io prendo, ed è tutto sale grezzo. Andiamo, scaliamo questa montagna di sale. Andiamo a vedere. E guardate che vista dall'alto. Spettacolo. Nona tappa, Rio Lagartos. Siamo qua con il grande Tony e Betta. Siamo pronti per un grandissimo tour. Siamo pronti. Con la nostra barca privata iniziamo il tour. Tony ci ha già spiegando la storia di Rio Lagartos. Ecco il primo coccodrillo della giornata. Ha una dentatura pazzesca. È piccolino, è un coccodrillo giovane, un bel morelletto giovane. Sta lì sotto le sue mangrovie tranquillamente. Guardate Ha i origine falchi. preistorica come tutti gli uccelli, ma lei ancora di più. Qui parliamo di oltre 250 milioni di anni che esiste questa specie. Secondo coccodrillo della giornata. Wow. Così vicino neanche dal televisore alla... Cioè, beccatelo con la bocca aperta. Se lettelo qui. Mamma mia, beccatelo. Passeggiando per Miami, entro nel Museo delle Scienze, vedo una teca. Guardate i fenicotteri. Che bello. Stazione di disturbo dove la porta fa l'uomo. Vedo una disturbo. Eccoci arrivati dove faremo l'esfoliazione con questo fango che appunto fa l'esfoliante naturale. Ecco Giulio che sta già applicando. Tony anche. Tony, questo mi dicevi che fa bene la pelle, no? Benissimo alla pelle. Questo è un fango preso direttamente da madre terra, quindi ha delle proprietà incredibili, pieno ricco contiene zolfo, contiene minerali, contiene sale, moltissime cose che fanno bene alla pelle. Ecco. Siamo su una spiaggia praticamente deserta, come vedete siamo nel mare del Golfo, perché questo è il Golfo del Messico. Adesso faremo un bel bagno, ci rilasseremo. Tony, che spettacolo, eh? Bellissimo, meraviglioso. Spiaggia deserta, perfetto per noi. Questo è il mare del Golfo, siamo nel Golfo del Messico, e siamo su un bel bagno. Wow. Dal Golfo del Messico vi mando un saluto, si riparte per la prossima tappa, ma lo vedrete nel prossimo video.